benvenuti su TVA per la puntata numero 18 di A Tutto Campo. Con noi in studio il presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti Santino Lopresti, il presidente dell'Olimpica Akragas Salvatore Bottone, il capitano biancoazzurro Giulio Castaldo e il tifoso scrittore Basilio Borgo, che ci appassiona con i suoi libri sull'Akragas di una volta. Vorrei iniziare con una domanda al presidente Lopresti. Valorizzare i giovani giocatori è un vostro obiettivo, anche perché dai calciatori, dalle società diciamo, possono emergere i calciatori da utilizzare anche in nazionale, è così? Sì, questo vorrei ricordare che Tavecchio, il presidente Tavecchio, che poi si dimise nel tempo, come dire, ne fece una battaglia di questo. Voi ricorderete quando ci fu una battuta come dire, fatta in maniera sbagliata, inopportuna, quando si disse vabbè basta che sono di colore. Come dire, se le squadre poi di Serie A non danno spazio a tanti giovani che noi abbiamo, poi la nazionale di riflesso ne risente. Noi per quanto riguarda la Lega Nazionale facciamo due cose estremamente importanti, al di là che come dire, organizziamo i campionati e io personalmente che ne sono il presidente, pur non essendo le società di settore giovanile le società che poi determinano il risultato elettivo del presidente regionale della LND, perché solo le squadre di calcio a 11 della LND votano il presidente e gli organismi, diciamo, noi curiamo molto perché, come ha detto lei, per noi il settore giovanile è estremamente importante, da dove si parte, da dove si può, come dire, capire se un ragazzo ha talento e se ha talento va curato, perché poi può aspirare alla nazionale. Io stesso quando fui presidente del Grotte, io ricordo che avevo la squadra in eccellenza, ma io facevo i pulcini, gli esordienti, allora c'erano i giovanissimi, gli allievi, la juniores, e quindi questo me lo curava un allenatore, vi era un gruppo di dirigenti che si occupava del settore giovanile. E poi curavamo anche l'eccellenza perché serviva ai ragazzi a fare questo. Un altro dei progetti che la LND ha fatto, è da poco, da 15 giorni ormai, ma un mese fa, a valere dal campionato di ritorno per quanto riguarda l'eccellenza e la promozione, noi come dire, abbiamo messo 1 milione di euro a disposizione delle società che utilizzano i giovani. Voi sapete che vi è il comunicato cosiddetto numero 200 che ha stabilito che per la prima classificata di ogni girone di eccellenza nella regione, quindi la Sicilia ne ha 2, quindi in Sicilia vi saranno 12.000 euro per la prima del girone A e 12.000 euro per la prima del girone B, cioè che utilizzano giovani, quindi ci sarà una classifica in base a quando viene utilizzato il giovane, oltre ai 2 previsti dal regolamento. Bisogna vedere quanto tempo li utilizzano, c'è una graduatoria speciale, alla fine dell'anno la graduatoria per quest'anno varrà solo per il campionato, per il girone di ritorno, dall'anno prossimo varrà per tutto il girone, per ogni società di eccellenza che arriva prima prenderà 12.000 euro, per ogni società di promozione che arriva prima 9.000 euro, cioè la Sicilia da sola, avendo 4 gironi di promozione e 2 di eccellenza, saranno messi a disposizione della società 60.000 euro, che è una somma, quindi parliamo di 1 milione di euro a livello nazionale e di 2 milioni per il settore giovanile per favorire la partecipazione dei giovani a livello nazionale. Sono somme importanti che la LND, al di là di spenderli in tante iniziative di altro tipo, giustamente il presidente Sibilia, ma non solo il presidente, e tutto il Consiglio nazionale, le ha messe a disposizione, come dire, delle società. Le società questo lo debbono capire, perché il settore giovanile, quanto vale crescere un proprio giocatore nel proprio vivaio, se così vogliamo dire, non vale andare a prendere un calciatore da fuori che poi non è tuo, che poi hai spese, hai tutta una serie di questioni. Invece il calciatore che cresce nel settore giovanile della società dilettantistica ha lo spirito di appartenenza, è un giovane che vuole giocare, quindi rispetto a quelli grandi è meno smagato, la domenica è sempre pronto a dare il massimo, vuole dare il massimo, non cerca soldi ma cerca l'affermazione personale, l'agonismo, ecco, lo stare insieme. Bene, sui giovani bisogna scommetterci, bisogna scommettersi tanto, questo lo facciano e lo facciano oggi che c'è questa crisi economica che seppur notevole, seppur coinvolge la Sicilia più forse delle altre regioni, perché noi chiaramente siamo una regione che ha già problemi economici e quindi a maggior ragione anche il calcio risente di questo, però questi dirigenti ancora oggi, come il presidente dell'Olimpia Akragas e come tanti altri presidenti, ma di tutti, diciamo, la Sicilia è tra le regioni che quest'anno ha confermato il numero di società,
rispetto a tante altre regioni come Lazio, la stessa Lombardia, lo stesso Veneto, che hanno ridotto le società perché risentono della crisi. Noi siciliani, nonostante la crisi, io devo dire grazie a tanti dirigenti, che io voglio dire è un'esperienza che già io ho fatto, e che però mettono il cuore veramente oltre la crisi, non oltre l'ostacolo, ma oltre la crisi. Io voglio ringraziarle e dargliene merito. Grazie anche a lei, Presidente, ovviamente. Grazie a voi. Parliamo adesso di Akragas. Complimenti Giulio per la vittoria di ieri a Partinico, la terza consecutiva. Sì, ieri è stata una partita molto, molto difficile per tanti punti di vista. In primo luogo per un campo che era appunto di terra battuta e non era facile giocare la palla a terra, e poi anche a causa degli avversari che hanno cercato in tutti i modi di non farci giocare. Infatti la cronaca della partita comunque racconta che ci sono stati 2 espulsi dal campo e 2 fuori e diversi ammoniti, però quello che contava era vincere domenica, l'abbiamo fatto e siamo contenti per questo. Vediamo il servizio sulla partita di Carmelo Lentini. È stata una gara per certi versi strana e giocata nel silenzio di uno stadio chiuso ai tifosi. Infatti lo stadio La Franca di Partinico e gli spalti erano inagibili. L'atmosfera è quasi surreale e certamente ciò ha contribuito notevolmente sul gioco espresso dalle 2 squadre, specie nel corso del primo tempo. Da sottolineare anche il fatto che nella prima frazione di gioco l'Olimpica Akragas ha dovuto fare i conti con il vento a sfavore, eppure non sono mancate le occasioni da rete per i ragazzi di Giovanni Falsone, che non sono stati abbastanza cinici sotto porta. Partiamo dal principio. Il tecnico biancazzurro manda in porta il giovane Carlo Altamore, classe 2001, e come secondo Luca Cosi del 2002, in sostituzione dell'infortunato Casella e dell'indisponibile Anzalone, assente per motivi personali. Per il resto viene confermato lo schieramento delle ultime gare disputate. Le prime azioni a biancazzurre sono con Sant'Angelo e Settecase, con la difesa di casa in leggero affanno, ma nella ripresa al 48esimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Puccio si fa trovare pronto in piena aria ed infila il portiere palermitano con un tiro angolato. Sbloccato il risultato, la squadra gioca con maggiore serenità, coglie un paio di legni con Settecase e Maniscalco e al 79esimo fa bis con Cimino. Il ragazzo va via in contropiede, supera il diretto avversario e poi mette alle spalle del portiere Zabbia. Vittoria meritata contro un avversario duro a morire, che sin dai primi minuti ha espresso un calcio molto fisico. Adesso la classifica sorride, ma domenica c'è un'altra battaglia in programma allo Stadio Seneto contro la Folgore Castelvetrano. Sempre nel campionato di promozione ancora. Ecco, Bottone, i complimenti vanno anche a te ovviamente come Presidente, è un bel momento, siamo in zona playoff. I complimenti vanno sicuramente ai ragazzi che ci stanno dando dentro, credendo come noi al progetto di poter raggiungere i playoff quest'anno. Stanno dando il massimo proprio per raggiungere questo obiettivo e noi ne siamo grati. La partita in casa con Salemi ha registrato l'entusiasmo tra i tifosi, perché hanno visto che al di là della categoria eravamo ben abituati a categorie superiori, però si è visto che anche in promozione un po' di calcio si vede, e grazie ai nostri ragazzi, come dico, che riescono a sviluppare trame di gioco anche apprezzabili e tecnicamente validi. Dico, è dura perché siamo partiti un po' in ritardo, le squadre di battistrada continuano quasi sempre a vincere, quindi la distanza resta per le primissime posizioni immutata quasi, però l'obiettivo dei playoff è quasi a portata di mano e speriamo di concretamente di raggiungerlo e di poterci giocare tutto quando saranno i playoff, perché poi sono gare dove ci si gioca tutto in quel momento. Comunque il merito più grande rimane quello di aver riportato, appunto come dicevi, il calcio ad Agrigento nel momento in cui si rischiava di scomparire completamente. Abbiamo raccolto il testimone di giovane amico che in quel momento difficilissimo, dopo con l'amarezza della retrocessione, del fallimento, non era facile. Abbiamo raccolto questo invito perché Giovanni per altre situazioni anche lavorative e cose non era
disponibile a un impegno che purtroppo ne necessita una squadra di calcio, lo stare vicino ai ragazzi, l'impegno economico, l'impegno un po' organizzativo, e questo è quello che stiamo facendo. L'appello è sempre rivolto ai tifosi, che ci stiano vicini, che ci diano una mano, perché alle spalle non ci sono i grossi mecenati, ci siamo un manipolo di tifosi, di appassionati che abbiamo creduto in questa situazione, in questo progetto, e stiamo lottando per questo. Poi tutto quello che verrà sarà merito dei ragazzi, e speriamo che le cose vadano meglio già dal prossimo anno. Ecco, torno da te Giulio, perché dopo il successo a Valle Lunca c'è stato un titolo di giornale che dice tutto: Castaldo e Falsone riportano l'Acragas in alto. Lo vogliamo commentare anche alla luce della vittoria di ieri? Sì, certamente queste cose fanno piacere, però penso che il merito sia di tutta la squadra. Sono dei ragazzi che veramente non si risparmiano in campo e durante la settimana non abbiamo mai saltato un allenamento, nonostante alcune situazioni difficili che abbiamo attraversato soprattutto all'inizio. E quindi il merito è di tutti sicuramente, dal primo all'ultimo, anche di quelle persone che non solo dei noi giocatori, ma della dirigenza che cerca di farci stare bene, ma anche di quelle persone che fanno un lavoro oscuro, vedi il magazziniere, che ringrazio, Enzo Giulla, Ciccio Nobile, tutte persone che ci aiutano a stare bene durante la settimana. E ripeto, stiamo cercando di lavorare per portare la gente allo stadio e per raggiungere questo obiettivo che ci siamo prefissati, che sono i playoff, e poi ce la giocheremo lì. Santino Lopresti, da presidente della federazione, come vede le squadre siciliane? Noi 2 anni fa abbiamo avuto 7 ripescaggi in eccellenza e abbiamo avuto alcune critiche da parte della stampa, dei giornali sportivi, in cui ci dicevano: bene, questo è il sintomo di un calcio siciliano che va a morire, perché non si ristrutturano come dire, i campionati, perché avere 7 squadre ripescate in eccellenza, ma noi non avevamo 7 squadre ripescate in eccellenza perché 7 società aventi diritto non si sono iscritte, ma noi abbiamo avuto 2 promosse, poi abbiamo avuto le 2 seconde che sono state promosse, abbiamo avuto la vincitrice della Coppa Italia, veramente la seconda, ma chi aveva vinto era già promossa, quindi abbiamo avuto noi, e poi abbiamo avuto il ripescaggio della città. Cioè abbiamo avuto 6 società, una non si è iscritta, ma 6 società, noi abbiamo ripescato 7 perché 6 sono state promosse. Ricordo anche che per 2 anni consecutivi noi siamo stati finalisti di Coppa Italia, quindi come dire, noi abbiamo sfiorato di avere la Coppa Italia di eccellenza in Sicilia. Bene, quindi come dire, il calcio siciliano quando si confronta è un calcio che riesce a dire la sua, nei tornei che noi facciamo, ad esempio i tornei chiaramente giovanili. Noi siamo stati l'anno scorso finalisti con gli allievi, siamo stati finalisti con i giovanissimi, siamo stati in quarti di finale con la Juniores, siamo stati finalisti con il calcio femminile, siamo stati finalisti col calcio a 5 maschile e femminile, cioè è una regione che produce un buon calcio. È chiaro che oggi noi sentiamo la mancanza di squadre, come dire, ai vertici, squadre professionistiche, perché un conto era quando in Sicilia c'erano Catania, Messina e Palermo in Serie A, poi avevamo il Catania e il Palermo in Serie A, poi avevamo il Trapani in Serie B, perché avere chiaramente una serie di società professionistiche ti aiuta, perché ti avvicina ai ragazzi, te li invoglia, ti mette, come dire, a disposizione una platea più ampia. Io quindi vedo bene il calcio siciliano, anche come dire, tanti allenatori, tanti presidenti hanno maturato, perché fare il dirigente non si diventa, talvolta a me dicono presidente, ma perché non ci ripesca? No, io ritengo che se c'è ripescaggio, però non è obbligatorio iniziare da quella, come dire, categoria, perché anche i dirigenti hanno bisogno di maturare un'esperienza, non si diventa dirigente di una squadra di eccellenza, di promozione, di colpo. Si diventa maturando una certa esperienza, perché quando tu fai il presidente di una squadra di calcio non lo fai dalle alle, lo fai da lunedì a lunedì, perché ogni giorno c'è un problema, ogni giorno un calciatore ha un problema, ogni giorno il gruppo, i calciatori, gli allenatori, lo stadio, il magazzino, c'è un problema, minuto dopo minuto, e ogni problema che c'è è un problema anche economico. Questo ce lo dice
Totò, lo fa l'ha detto, bottone. Quindi voglio dire, ma io che l'ho vissuta questa esperienza per 5 anni, vi garantisco che non è, cioè è un continuo. Ecco allora che se tu non sei abituato, se non sei abituato a questo, se poi mettici che poi qualche partita può non andare bene per colpa degli arbitri, per colpa del calciatore, allora come dire, nascono i problemi, perché poco fa sentivo che domenica sono stati 2 espulsi direttamente dal campo, 2 dirigenti poi espulsi, tanti ammoniti. Bene, la forza di una società sta, ed è forte una società, quando perde male, non quando vince bene, perché io ricordo che un presidente mi sa: presidente, noi dobbiamo parlare. Parliamo, quel che è successo? Dice: scusi, noi abbiamo pareggiato domenica, e quindi avevano vinto 12 partite, avevano pareggiato la 13ª, e qua c'è un problema con gli arbitri. Scusi, dove sta il problema? Se c'è un problema con l'arbitro, com'è che ne ha vinte 12, ne ha pareggiata una, altre aziende c'è un problema, quindi lei era abituato a vincerle sempre, semmai. Quindi ecco, delle volte, allora bisogna capirlo, che la domenica, quando si esce, i calciatori devono fare amicizia con altri calciatori, i dirigenti devono fare amicizia con altri dirigenti. Io quando ero presidente, il presidente che veniva a Grotte era ospite mio, doveva stare a pranzo con me, si doveva sedere accanto a me, doveva tifare la sua squadra, non lo dovevano disturbare, fino a quando chiaramente si mantiene, bisogna mantenere anche, come dire, un certo comportamento. Bene, e tutti dobbiamo fare amicizia. Che poi l'arbitro sbaglia, non è che perché sbaglia l'arbitro, è quando sbaglia, noi Baggio non ci siamo qualificati ai mondiali, non è che abbiamo fatto, abbiamo ammazzato. Cioè, questo è un ragazzo, e io dicevo sempre ai miei giocatori: aiutate l'arbitro a sbagliare di meno, perché questo ragazzo messo lì, aggredito da 22, dalle panchine, dal pubblico, è chiaro che può andare nel pallone, e se va nel pallone farà molti errori, ma quando fa gli errori non è che il detto che li fa tutti a mio vantaggio, li farà a mio vantaggio, a mio svantaggio, combinerà quello che non deve combinare. Allora se lo aiutiamo, vuol dire che si determina meglio. Ecco allora che io sono contento di quella che è la maturazione delle società, il lavoro che noi abbiamo fatto viene compreso, perché voglio dire c'è una grandissima trasparenza, fermo restando che anche noi possiamo commettere errori, e io ne ho commesso perché io sono un uomo, non sono, le fa la macchina che è progettata per non sbagliare, il computer ogni tanto si ferma, figurarsi se li faccio io che sono un, però l'importante è farli in buona fede, cioè non farli, io non conosco manco le classifiche, perché quando a me telefona un presidente io devo essere libero di potergli rispondere, gli devo dire come fanno alcuni anche: ma che pretende lei? Lei è l'ultimo in classifica, che voleva vincere domenica? Ma certo che voglio vincere, perché altrimenti se io non vado lì per vincere non ci vado a fare la partita. Ma lei è la terza categoria, ma che discorso è? Ognuno che ha una società, per lui è la Serie A, per lui è la cosa più importante, quindi vuol dire, io proprio per dare importanza a tutti, io non so manco le classifiche e manco quello che viene, perché altrimenti io potrei entrare in una logica di preconcetti o di cose che non sono giusto dire, perché non è così, e quindi io sono uno sereno, e queste le società su questo ci seguono, che c'è una tranquillità, una disponibilità totale, le società ci rintracciano a qualsiasi momento, fermo restando che poi, ecco, dobbiamo avere però nervi tesi, finito il momento, dobbiamo stare tranquilli, e finalmente siamo riusciti, anche la Sicilia ha ridotto notevolmente, ma più che dimezzato, questi atti di violenza che c'erano in campo, e quindi questo è una cosa importante di cui io ne vado fiero, perché vuol dire che i dirigenti capiscono, ma anche i calciatori capiscono, perché ormai la violenza negli stadi è ridotta alla violenza interna. Cioè, quando io pensavo che ero io allora calciatore e poi dirigente, quando si parlava di violenza la domenica c'era stata un'invasione, la violenza era l'invasione di campo. Oggi non è così, il 90% degli atti di violenza avvengono all'interno del rettangolo di gioco, quindi spesso noi scambiamo un campo per un'arena e i calciatori per gladiatori. Non è così, non c'è né l'arena né i gladiatori, è un campo di gioco, e il gioco e la violenza non vanno in parallelo, ma sono in contrapposizione. Questo è uno sport, questo è un gioco, e quindi finita la partita tutti calmi, tranquilli, errore da parte di tutti, dobbiamo migliorarci tutti, perché non è che poi anche noi chiediamo agli arbitri che i referti siano rispondenti a quello che avviene sul campo, una maggiore preparazione, questo lo dobbiamo esigere, perché è giusto, perché anche la gente spende dei soldi, cioè vuol dire ci mette la passione, cioè, quindi vorrebbe che la domenica, vuol dire, uno può anche perdere, però che non perda perché, come dire, ci sono 10 errori, magari ce ne sia uno, ci sta, ce ne siano 2, ci sono errori, però voglio dire, se poi a questo aggiungiamo la non professionalità, oppure ancora peggio, falsificare qualche referto, sarebbe veramente gravissimo. Allora questo noi lo chiediamo con forza, perché è chiaro che il referto dell'arbitro è la prova, come dire, unica che vale, ma questa forza però non deve essere usata, come dire, per fare agire contro la società.
questa forza che viene data all'arbitro deve essere usata come atto di responsabilità. Allora tu che hai la responsabilità di guidare, di essere imparziale, di essere il giudice, è giusto che, come dire, questa lealtà la si dimostri in ogni azione dell'arbitro. Io devo dire che con Cavarretta c'è un grande lavoro, è uno presente, è uno che gira, è uno che sospende arbitri anche per piccole cose, è uno quindi che lavora con noi serenamente, però avendo 3.500 arbitri, che la domenica ci sono un po' di arbitri che magari non fanno il proprio dovere, così come il calciatore, tu gli dici stasera vattene a letto alle 10, poi che c'ha la fidanzata e se ne va, viene alle 4 la mattina, così succede negli arbitri. Cioè, però l'importante è che questo sistema, se tutti assieme, perché lo dobbiamo capire, questo è un sistema che appartiene a tutti. Cioè, non è che io perché sono il presidente della federazione, vabbè io sono in un posto, no, appartiene a tutti, ognuno però con la propria autonomia, perché l'AIA, gli arbitri e la giustizia sportiva devono essere indipendenti ed autonomi da me, perché guai, se io governassi l'AIA e governassi la giustizia sportiva, io deciderei la domenica chi deve vincere, chi deve perdere, le sanzioni, ma meno male che invece è profondamente, giustamente deve essere autonoma. Io organizzo i campionati e me è questo compito, l'AIA fa gli arbitri, la giustizia sportiva faccia la giustizia sportiva. Quando si va in tilt, cioè ci sono dei momenti che non vanno bene, bisogna confrontarsi e ripartire, perché questo gioco è il più bel gioco al mondo. Lo può distruggere solo una cosa, non Calciopoli, lo può distruggere solo la violenza. E noi abbiamo visto una partita in quel campo grandissimo che è Milano, il Tempio del Silenzio. Ma come si può, a porte chiuse, come si può fare una partita di calcio in silenzio? Non esiste, finirebbe. Ecco, allora godiamoci, siccome dice Totò Bottone, non è che lui fa il presidente perché alla fine dell'anno, ogni mese gli danno lo stipendio perché alla fine dell'anno chissà cosa deve ricavare. La passione alla fine dell'anno ci ha messo i soldi. La passione e i soldi. La voglia. E quindi e i soldi. Per cui, visto che abbiamo questa passione, perché c'è chi ha la passione di fare il cacciatore e allora si paga il porto d'armi, il fucile automatico, poi ogni 2 giorni porta il mangiare ai cani, c'è chi per un concerto se ne va non so dove, per una partita di Champions della propria squadra se ne va dove, ognuno ha le sue passioni. Io quando dice ma presidente, ma lei perché ci viene i soldi? E ho questa passione di vedere giocare te e tanti ragazzi in campo anziché andare da altre parti, ognuno di noi ha le sue passioni, quindi questa passione però teniamola viva, accesa, cioè anche quando ci scoraggiamo, ma io domenica ho perso, non diamola vinta, no? Non diamola vinta, perché noi che la pensiamo in un modo, ce la pensiamo che questo è un gioco, dobbiamo avere la forza di resistere in modo determinato. Bene, un messaggio chiarissimo ovviamente ancora. Adesso la regia può mandare in onda il servizio di Tonino Butera sulla sconfitta del Racalmuto. Prego. Sempre nel campionato di promozione ancora una sconfitta per la Libertas Racalmuto che cede per 2-1 al Monreale. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Galicci. Nella ripresa al 70° il pareggio di Oliver Kozima. Nella parte finale del match viene assegnato un discutibile calcio di rigore al Monreale per un presunto atterramento di Ferrara che viene trasformato da Di Maria. Finisce 2-1 per la formazione palermitana allenata da Giovanni Oddo e per la Libertas Racalmuto di Alessandro De Caro le cose si complicano sempre di più. A fine partita abbiamo intervistato il capitano della squadra ospite Alfredo Ferrara. Oggi abbiamo fatto sicuramente una vittoria importantissima ai fini della nostra classifica per l'obiettivo finale, che è quello di raggiungere i playoff sulla classifica migliore per poter accedere a fare questa partita dentro casa e giocarcela fino all'ultimo. È stata una partita abbastanza maschia, combattuta sino alla fine, viziata anche da qualche episodio a nostro sfavore, perché sull'1-0 per noi una svista sicuramente del guardalinee che non ha visto un netto fuorigioco di Kozma, che poi ha realizzato un gol bellissimo. Poi loro hanno recriminato su un calcio di rigore che a mio favore, non perché sia stato su di me, ma era nettissimo, perché lo stesso Oliver mi ha dato una trattenuta dentro l'area alla quale avevo preso posizione per poter calciare in porta, e quindi penso che sia stato giusto. Il nostro obiettivo sicuramente è quello di poter accedere ai playoff, disputarli al meglio e magari vincere
anche questi playoff per risalire nella categoria alla quale eravamo l'anno scorso. Ecco, per il Racalmuto vi chiedo, la retrocessione pare inevitabile, Giulio? Secondo me non è così scontato, perché comunque intanto mancano almeno altre 9 giornate se non sbaglio, e poi comunque possono effettuare questa gara dei play-out che non hanno perso chiaramente in partenza, quindi partono sullo 0-0 eventualmente, e quindi si possono giocare le loro chance. Certo, Quindi, la sconfitta in casa pesa tantissimo. Sicuramente, comunque, però c'è ancora tempo per di recuperare. riprendersi, ovviamente. Ecco, ancora calcio, andiamo a Casteltermini, dove si è registrato un brutto stop per i padroni di casa. Ancora Tonino Butera. Nel big match del campionato di promozione, sconfitta interna per il Casteltermini per 3-1 contro la nuova capolista Don Carlo Misilmeri. La squadra palermitana inizia di gran carriera e al terzo si porta in vantaggio con Albeggiano. Il Casteltermini non demorde e prima del riposo pareggia i conti con Spinello. La ripresa è ricca di emozioni. Priolo para un calcio di rigore a Grimaudo, ma nulla può sul gol del 2-1 di Albeggiano. Con gli ospiti in 10 per l'espulsione di Cerniglia, il Casteltermini si disunisce, Armenio e Moscato vengono espulsi e il neoentrato La Barbieta chiude il match realizzando la rete del 3-1. A fine partita abbiamo realizzato alcune interviste. È stata una bella partita, intanto faccio i complimenti alla squadra avversaria perché è una grande squadra, come ho già dimostrato, e devo ringraziare i miei compagni perché mi fanno esprimere al meglio. Comunque oggi è stata una partita molto maschia e l'abbiamo fatta nostra con tanta fortuna e tanta voglia di vincere. Siamo contenti per come si è messa, dall'inizio abbiamo sbloccato la gara, avevamo un ricordo positivo di questi avversari, infatti si è dimostrato tale, quindi è una vittoria pesante. Una vittoria pesante, una vittoria che vi pone al primo posto e dovete difenderlo fino alla fine. La classifica è cortissima, 3 squadre nel giro di un punto, trasferte difficili, verrete anche ad Agrigento. Sì, io sto cercando di inculcare ai ragazzi di affrontare gara dopo gara, restano 9 partite, per noi sono 9 finali come del resto per tutti gli avversari, ci saranno scontri diretti, ci saranno match che si decideranno per aggiudicarsi i play-off, i play-out, quindi nessuna partita è ancora presto, ci sono 27 punti a disposizione, siamo contenti che finalmente abbiamo raggiunto la prima posizione. Don Carlo Lauri Misilmeri, da stasera in vetta alla classifica avete fatto una grossa partita contro una squadra che era pure nei primi posti. Contro una grande squadra, ci hanno accolto benissimo, una squadra di amici, è stata una grande vittoria, una vittoria del gruppo, dello staff, 3 punti pesantissimi. Proseguo del campionato, Volpini. Partita dopo partita, non guardiamo la classifica, sappiamo che ci sono squadre attrezzate più di noi, però siamo lì, il gruppo è fantastico, abbiamo un allenatore preparato e cerchiamo di andare avanti. Sconfitta pesante, sì, campionato ancora lungo, speriamo ancora di riprenderci, se non ci riprendiamo prenderemo provvedimenti perché non si può fare 4 partite e 3 sconfitte. La società deve intervenire perché ha un costo questo campionato per la società e interverrà sicuramente perché troppi infortuni, troppi ammalati, troppa gente che non si allena, interverrà, visto e considerato che hanno cercato di mettere da parte il Presidente, ora il Presidente è presente, il Presidente sa quello che deve fare perché non è per questo che è 30 anni che fa calcio il Presidente. Io oggi ho visto un'ottima squadra, però dico, all'ultimo ci siamo persi, non so per quale motivo, nervosismo, non lo so, però dico, era una partita abbordabilissima anche oggi, poi 11 contro 10 potevamo fare un po' di differenza, non l'abbiamo fatto, vediamo che cosa succederà la prossima partita. Tra l'altro abbiamo un'altra partita difficilissima, siamo fuori casa con la prima, non so se ora è seconda, se è prima, vedremo. Se loro hanno l'orgoglio di riprendersi, io sono qua ad aspettarli. Se loro non hanno l'orgoglio di riprendersi domenica, mi dispiace per tutti, io presenterò i ragazzini. Provvedimenti in arrivo a Casteltermini, chiarissimo il Presidente, più di così, Presidente Lopresti. E mi pare che San Vito poi l'ha detto, io ho un'esperienza da 30 anni che mi pare giusto. Non accetto più queste figuracce in poche Questo parole. È grave quando però si capisce che c'è un problema nello spogliatoio, perché lui dice tanti ammalati, tanti infortuni, tanta gente che non si allena, quindi lì bisogna recuperare, ma non solo a questi livelli ma anche a livelli professionistici, lo spogliatoio è estremamente importante, cioè quando un calciatore è concentrato,
vale molto, anche di più di quella che è poi la capacità del singolo calciatore. Infatti, torniamo a parlare di Akragas. Presidente, novità societarie? Novità societarie, sempre speriamo di avere sempre maggiori sponsor e che qualcuno di veramente importante, con grande liquidità, possa avvicinarsi alla società e perché no, subentrare. Lo sto facendo con passione, con entusiasmo, il Presidente in questo periodo, però mi rendo conto delle difficoltà, come diceva giustamente il Presidente, le difficoltà giornaliere che spesso tolgono anche tempo al lavoro, alle cose, per cui dico, per ora questa è la nostra battaglia, di riportare il calcio ad Agrigento, di fare capire che il calcio, come ho scritto, non è morto, che possiamo dare anche soddisfazione ai tifosi. Poi dico, ci auguriamo veramente, vivamente, che questo ritrovato e rinnovato entusiasmo possa portare a avvicinare alla società persone che possono dare molta liquidità e quindi maggiore soddisfazione, nel senso di poter fare acquisti superiori in categorie superiori. Dico, aspettiamo queste novità, speriamo. I segnali sono positivi perché un ritrovato e un rinnovato interesse verso la società c'è, però ancora, diciamo, di concreto c'è poco. Però devo ringraziare, e qua lo faccio pubblicamente, quei sponsor che anche con modeste cifre ci stanno sostenendo. C'è anche un'iniziativa di sostegno alla squadra con 5 euro al mese. Anche iniziative semplici tifosi, parliamo sempre di cifre chiaramente sempre modeste, però dico, quello che è importante è il segnale, perché praticamente abbiamo raccolto le ceneri fumanti della retrocessione dalla Lega Pro e non era facile, invece trovare la disponibilità anche del semplice tifoso che dà 5 euro è già un segnale positivo che va, come dice, coltivato e allargato. Basilio Borgo, il tuo turno. Ieri, per la presentazione del libro numero 25, hai avuto degli ospiti davvero graditi, tra cui il Presidente Lopresti. Dunque, allora, intanto ringrazio pubblicamente il Presidente Lopresti, che io conoscevo così, insomma, in passato, così l'ho visto in televisione tante volte, per essere stato presente, per aver dato veramente una dimostrazione di come si fanno le presentazioni. Diciamo, il contorno era di gran classe, come l'amico e giornalista Gaetano Sconzo, io ho conosciuto circa un anno fa, e poi Alvaro Biagini, che è la seconda volta che viene, perché come sapete gli ho dedicato un libro diciamo in autunno, e poi soprattutto l'allenatore che, diciamo, era oggetto del libro, Pino Rigoli, e il DS Dario Scozzari, che praticamente sono stati i veri protagonisti di quel campionato, il campionato nel 2016, che era il campionato di Serie C. Ritornavamo dopo 30 anni dai tempi dell'Agas di Nicosia, che era pure fallita in malo modo, e per noi era una festa, anche se all'inizio c'erano anche delle perplessità, perché noi pensavamo che l'Agas si rafforzasse ampliando la squadra della Serie D, che secondo me si è ampliata a dovere con 3-4 elementi di categoria, poteva puntare addirittura alla B. Purtroppo questo non è successo, e poi sono successe un'andata un po' con l'agrodolce, meglio primo dolce poi agro, con 7 sconfitte consecutive all'Esseneto, che diciamo non aveva fatto manco un punto con Nicola Le Grottaglie. Poi finalmente c'è stata una scossa, è venuto Pino Rigoli, è ritornato, diciamo, dopo qualche anno. Da premettere che Pino Rigoli è quello che ci ha portato all'eccellenza alla Serie D, e poi in questo campionato lui ha cominciato a mettere vittorie su vittorie, che l'Agas era terzultimo, penultimo quella che era, ed è andata a metà classifica, addirittura hanno battuto il Catania all'Esseneto, che era una cosa. Però nonostante tutto il pubblico non è stato all'altezza delle precedenti stagioni. Pensate che col Catania c'erano non più di 3.000 spettatori, mentre con Savoia in Serie D 2 anni prima ce ne sono stati 8.000 spettatori. Quindi vedete, ecco, che quelle sconfitte interne hanno minato l'ambiente, secondo me, perché Agrigento
diciamo, fuori casa perdevamo in passato, anche negli anni 60, ma l'Estereto è sempre stato una fossa dei leoni. Oggi si chiama fossa dei giganti, ma allora era la fossa dei leoni della Serie C, quando era in terra battuta. E adesso ascoltiamo cosa ci hanno detto proprio gli ospiti venuti all'appuntamento. Basilio, oggi ospiti d'eccezione per la presentazione dell'ennesimo libro. Sì, è diciamo il 25esimo, siamo a un quarto del cammino come avevi profetizzato tu, la quota 100 è la nostra meta. Comunque certamente ci sono ospiti d'eccezione, anche perché dovevo rifarmi dall'ultima volta, che il motivo tu lo sai benissimo. Comunque sono felice perché ho diciamo, il plus ultra dei giornalisti siciliani, Gaetano Sconzo, e anche italiani diciamo. Poi abbiamo il grande maestro Alvaro Biagini, che è stato un gigante nei primi anni 70-80 dell'Agragas. Poi tra poco arriverà anche Pino Rigoli, che sarebbe l'oggetto del libro Il ritorno del gigante, e anche Dario Scozza e il suo DS, quelli che hanno determinato la salvezza dell'Agas, perché alla fine della giornata eravamo quasi retrocessi. Ecco, con noi Sconzo appunto, le vicende del Palermo, vorrei iniziare con il Palermo, una commedia già vista purtroppo ad Agrigento. Io ho il pullover rosa, forse non a caso, per scaramanzia. Poi sento dire a Basilio che farà 100 libri, quindi penso che camperò fino al 3000 e questo è un augurio del quale lo ringrazio e ringrazio tutti. Per quanto riguarda il Palermo, io penso che è in coma, perché le vicende sappiamo quali sono, c'è un ammanco pauroso, ci sono anche delle operazioni poco limpide, c'è il presidente agli arresti domiciliari, ci sono dei faccendieri che vengono spacciati per presunti acquirenti che è meglio tenere alla larga e buttare un po' di deodorante, perché purtroppo è gente che viene soltanto per spolpare qualcosa e scappare, perché col deficit che c'è non c'è come risollevare le sorti. Bisogna ricordarsi che il Parma, il Venezia e il Bari sono ripartiti dalla Serie D, bisogna ricordarsi che Modena, Cesena e Reggiana ed Avellino fanno la Serie D, passando seri guai, perché la Serie D è una tagliola tremenda. Soltanto si può salvare il Bari perché ha fatto una squadra da Serie B che gioca in Serie D, quindi va a giocare probabilmente, con tutto il rispetto per Gela, a Roccella Ionica e all'Ocri, e si deve adattare. L'Agragas nei libri di Basilio Borgo, lei che ricordo ha di quei tempi? Ma io sto parlando qui con gli amici, ricordi bellissimi, diciamo che io sono stato 2 anni e mezzo qua, sono stato benissimo, è logico che facevo il professionista e quindi la società sapeva che mi doveva mettere a disposizione tutti gli attrezzi, tutti i giocatori, tutto quello che desideravo io, e mi sono stato molto, molto contento perché una dirigenza molto attiva e poi anche così come cittadini era molto graziosa. Io ho avuto una famiglia Sarcuto che sono stati veramente degli amici, insomma, perché io facevo il professionista e stavo dal martedì alla domenica ad Agrigento, come in tutte, diciamo, cittadine che ho allenato, quindi sono stato molto molto bene, torno sempre volentieri. Ma ha seguito le vicende, le tristi vicende di questi ultimi mesi, diciamo? Sì, le sto seguendo, io devo dire la verità, il giorno, forse quando è stato 2 mesi fa, sì, 2 mesi fa che sono venuto qua, mi ha portato allo stadio e io mi sono emozionato perché ai miei tempi lo stadio era in terra battuta, 4 gradinate, una tribuna così e così, però facevamo la regionale, cioè poi abbiamo vinto il campionato, poi la Serie C, quindi oggi vedere un campo bellissimo, erboso, spogliatoi bellissimi, con tutte queste foto di tutti i tempi, sono stato un poco così, era tanto che non venivo, ora mi dispiace perché bene o male seguo sempre le squadre dove io, diciamo, ho allenato, perché mi fa piacere vedere un pochino, mi dispiace molto perché penso che Agrigento, insomma, una categoria superiore la può fare senz'altro. Rigoli, che amarezza, direbbe qualcuno. Cosa prova un allenatore come lei tornando ad Agrigento? Ma sicuramente provo sempre piacere, se no oggi non ero qua, quindi venire ad Agrigento per me è sempre un grande piacere perché rivivo delle emozioni importanti che abbiamo vissuto insieme al popolo agrigentino. Mi auguro che questo possa riaccadere
perché come in tutte le cose è vero che ci sono i momenti di sconforto, però poi questi momenti ti possono dare il là per poter ripartire e magari fare meglio di prima. Io parlavo prima del Palermo e della farsa, della commedia che abbiamo vissuto ad Agrigento, ho accomunato le due città. Direttore, torneremo, la speranza è questa. La speranza c'è sempre, ci mancherebbe. Oggi avere di fronte il mister Biagini mi dà un'emozione e mi fa rivivere quello che nel recente passato, diciamo, è stata l'Agas. Questa gloria non può morire, credo che il momento storico, economico è tale che magari c'è bisogno di un attimo di pausa, ma credo che questa città ha dimostrato ampiamente di avere sempre la capacità di risorgere. Il problema è non dimenticare mai l'amore di cui ha bisogno questa società, questa squadra, e quindi penso che quanto prima ritorneremo più forti di prima. Ecco, gli intervistati con Rigoli erano Alvaro Biagini e Dario Scozzari, l'ex DS. Basilio, la presentazione del libro numero 24 ti ha creato un po' di amarezza, vuoi dirlo tu, vuoi spiegare perché? Amarezza perché è una cosa inaspettata, quando una cosa è inaspettata, che uno crede in qualcosa, poi si vede che è tutto il contrario. Certamente questo libro era dedicato, parlo di un libro degli anni 60, precisamente il 63-64, quando il Bologna vinse lo scudetto con l'Inter nello spareggio dell'Olimpico di Roma. Però in effetti questo libro l'ho dedicato alla città di Porto Empedocle e quindi a dei suoi rappresentanti, tra cui il sindaco di Agrigento, Andrea Camilleri, che è empedoclino d'ocche. E quindi ho fatto riferimento, e quindi d'accordo col sindaco, è una cosa che vale 2 mesi fa, poi io per motivi miei non l'ho presentato per Natale perché avevo un problema familiare che poi purtroppo è andato male, e poi abbiamo deciso di farlo a gennaio. Sono andato tramite l'amico Enzo Nocera a dire qual era il giorno preferito, mi hanno detto che era il venerdì, mi hanno organizzato pure alla biblioteca comunale, io che era la prima volta che c'entravo biblioteca comunale, almeno per quanto riguarda la sala, un posto bellissimo, purtroppo non si è visto nessuno. Il sindaco neppure si è fatto sentire, questa era un po' la sintesi della mia domanda. Va bene. E allora, va bene, tanto l'hai fatto lo stesso. Poi mi sono rifatto alla grande, ecco. Dalle stalle alle stelle. Ecco, cambiamo sport e parliamo della Fortitudo che vince con il Cassino. Abbiamo il servizio realizzato dal nostro direttore Arturo Cantella. La Fortitudo Agrigento batte Cassino con il punteggio di 69-75, una partita sontuosa della coppia di americani biancazzurri. Bell e Cannon sono stati indomabili. In quintetto Coalciciani promuove Dimitri Sousa con i suoi 14 punti, una prova di solidità per Lorenzo Ambrosin, bene anche Edoardo Fontana, 9 punti per lui. Agrigento parte forte, imponendo ritmo e gioco. Nel primo quarto i biancazzurri trovano gli spazi giusti, portando a casa il punteggio di 16-22. La Fortitudo Agrigento prova a reagire, Fontana trova punti e Bell fa altrettanto. Il secondo periodo di gioco si chiude con il punteggio di 40-43. Il terzo periodo di gioco, al pronti via e più 5 Agrigento, i biancazzurri sul parquet di Frosinone fissano il parziale di 7-0, grazie al canestro di Sousa. La Fortitudo Agrigento fa la voce grossa e si porta sul momentaneo più 10, subisce il fallo Ambrosin, dalla lunetta fa 2-2, Coaciciani chiama in campo Simone Pepe e lui il regista aggiunto. I biancazzurri giocano bene, il neoentrato che prova un tiro forzato ma trova il tabellone, Agrigento risponde con Pepe, tripla ed è ancora più 10. I padroni di casa non demordono e Paolino a trovare punti. In campo si rivede nuovamente Bell, il suo assist per Fontana, tripla sbagliata ad un soffio. Il terzo periodo è ancora vantaggio per Agrigento, 51-56. Nell'ultimo quarto Cassino torna prepotentemente in partita, sotto mano di Hall porta i padroni di casa
al 56-56, la Fortitudo Agrigento rifiata grazie ad Ambrosin, servizio per Pepe ma trova il ferro, e l'ultimo periodo di gioco infuocato, Gianni mette sul parquet un quintetto più che mai offensivo, Belli in cabina di regia prova la tripla e non sbaglia, è +3 Agrigento, Belle fa impazzire la retroguardia di casa, subisce fallo e dalla lunetta fa 1-2, capovolgimenti continui di fronte, ma la Fortitudo Agrigento si affida ancora all'esperienza dei Evangelisti, il capitano serve Ambrosin, tripla, i padroni di casa perdono per 5 falli Pepper, dalla lunetta va Evangelisti, 1-1, Bella scatenato, sua la tripla del momentaneo +7, sono le 3 triple consecutive a far volare Agrigento Moncada e il roster allenato da coach Cicciani ad avere il comando della partita, ma Cassino non molla un centimetro, Belle commette fallo su Sorrentino, fa 2-2, la partita si chiude con Agrigento in avanti, i biancazzurri tornano alla vittoria conquistando 2 punti importanti e fondamentali. E ora invece la sconfitta in Calabria della SEAP Aragona. Ascoltiamo Salvatore Butera. Una brutta sconfitta per la SEAP Aragona cade a Pizzo Calabro e perde ulteriormente terreno dalla capolista Santa Teresa del Riva, adesso distante 6 punti. Le biancazzurre hanno perso 3-2 sul campo della Mediolanum Volley Pizzo Calabro, incassando la seconda sconfitta della stagione, con questi parziali 25-18, 18-25, 25-19, 23-25, 15-10. Le padrone di casa hanno mostrato tanta grinta e umiltà ed un buon gioco di squadra. La SEAP Aragona invece è mancata nei momenti topici del match, commettendo tanti errori. Coach Paolo Collavini ha schierato inizialmente Baruffo in balleggio, Bicchero opposto con Bosta e Macedo centrale, Don Nascimento e Cammisa Mazzelli ricevitori, Marangoni libero. Al loro posto sono entrate Gabriele e Falcucci, nel corso della partita sono entrate Valenti e Messina, non sono entrate Sicurello e la centrale Cusumano infortunata. Sabato prossimo la SEAP Aragona sfiderà in casa la capolista Santa Teresa di Riva, una partita da vincere. Ecco, abbiamo concluso la puntata, grazie ai nostri ospiti Santino Lopresti, Salvatore Bottone, Giulio Castaldo e Basilio Borgo. E grazie a voi telespettatori per l'attenzione. Appuntamento a lunedì prossimo.